In attesa di sapere se l'agognato dibattito pubblico in piazza si farà, a 3 giorni dal ballottaggio per decidere chi governerà Treviso nei prossimi 5 anni, Radio Veneto 1 ha messo a confronto i 2 candidati sindaco. 2 interviste in successione ai grandi sfidanti, Giancarlo Gentilini e Giovanni Manildo, sull'andamento della campagna elettorale, le carte vincenti per convincere gli elettori, le prospettive per la città. Ecco un estratto delle risposte dello sceriffo, alfiere di Lega e PDL, e dell'avvocato portacolori della coalizione del centrosinistra su un possibile cambio di guida a Casugana e su uno dei temi più dibattuti, la sicurezza. Credo che un grande pericolo mortale se sovrasti la città di Treviso, perché non è possibile che in una compagine politica ci siano questi personaggi che appoggiano questa anarchia, perché le occupazioni del ZTL sono fatti dell'anarchia, cioè buttano a mare le leggi dello Stato. E poi vedere che quando ci sono queste occupazioni, ma occupazioni buttando giù muri eccetera, e poi vengono aperte a quei poeti, a quei suonatori, a quegli artisti, e tutti applaudono a queste occupazioni, credo che sia una delle cose più pericolose per l'ordine della città di Treviso. Così, centri sociali, quindi ricordatevi che a Treviso, finché c'è Gentilini, queste associazioni non avranno mai il territorio e non avranno mai vita. Quindi difenderò anche tutti i miei cittadini da questa invasione che succederebbe se vincesse la sinistra, l'invasione di questi personaggi extracomunitari clandestini. Sinceramente molte volte, proprio per i toni e le espressioni usate, il sorriso, perché essere paragonato a un nipotino di Stalin, a uno che mangia i bambini, penso questo ha scatenato anche l'ironia della rete, e devo dire che la prima reazione è stata il sorriso. Per quanto riguarda il tema della sicurezza, invece, come ho detto prima, siccome a me piace prendere le mie responsabilità e giocare in prima persona, penso che non appartiene a me, e quindi non mi è piaciuto il fatto che la Lega, Gobbo, Gentilini, De Checchi utilizzassero il tema della sicurezza come una paura da alimentare, essendo gli unici interpreti, le uniche persone capaci di garantire la sicurezza dei cittadini. Questa è una grande falsità, come sono una falsità l'automaticità del degrado che ci sarebbe a Treviso se vincessimo noi. Proprio per smentire questo e per dimostrare che abbiamo delle idee chiare, ho ritenuto che fosse giusto che in prima persona mi assumessi la delega della sicurezza, perché per me la sicurezza dei cittadini è assolutamente una priorità. Non voglio nascondermi dietro responsabilità data da altri, voglio assumermi in prima persona la responsabilità di questo. Penso che sul tema della sicurezza si possa fare molto e si debba fare molto. Uno dei miei primi atti sarà quello di andare a chiedere al ministro Alfano più uomini per garantire una maggiore presenza sul territorio. Poi noi come coalizione abbiamo un'idea di sicurezza attiva, un'idea di sicurezza in cui sono i cittadini che riempiono gli spazi, che fanno rete tra di loro, e siccome è una cosa in cui credo molto, voglio mettermi in prima persona e agire perché tutti si sentano più sicuri. Io ho sempre messo all'ordine del giorno come una delle priorità la sicurezza. Ho costruito le caserme, ho assunto i vigili, ho rinnovato tutte le strutture, macchine, dato le armi, e sono passato alla storia come lo sceriffo d'Italia numero 1. Manildo diventerebbe un sceriffino, perché trova già la porta aperta, no? E cosa crea di nuovo? Quando è tutto sopra il tavolo, io ho soltanto un pensiero, un miraggio. Io voglio quel vigile di quartiere. Io voglio creare il Bobby londinese. Quel Bobby che cammina avanti e indietro, che conosce le famiglie, e quando vede una targa straniera o qualcosa che si informa subito. Cioè, io voglio l'occhio del sindaco attraverso il Bobby che mi dia tutta questa sicurezza.